Coronavirus. A parte la psicosi che sembra attanagliare i più, l'ultimo caso a quanto pare il fuggi in sala d'attesa al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo a Vicenza, alla vista di un uomo di chiare origini cinesi con la mascherina, ma che con il nuovo virus non aveva nulla a che vedere, rimane assodato che al momento da noi non ci sono casi sospetti. L'allerta, è chiaro, rimane massima e le task force nelle USL del Veneto sono attivate e pronte ad intervenire. Materialmente al triage la persona viene immediatamente identificata, viene posta in una stanza per proprio conto con la possibilità di essere isolato. Vengono attivati gli infettivologi di guardia in quel momento per la valutazione, per verificare se si tratta di un caso realmente sospetto, e a quel punto lì viene eseguita la radiografia del torace e vengono fatti i tamponi che poi vengono inviati a Padova, che è stato identificato come laboratorio di riferimento. Attenzione però a non confondere i sintomi influenzali, siamo nel periodo di picco massimo, con quelli del coronavirus. È una questione che andrà avanti con le sue gambe, con i metodi scientifici, e che avrà dei risultati non immediatamente spendibili. Importante poi aver isolato il virus in vista dello sviluppo di un potenziale vaccino, ma i tempi non sembrano immediati. Il criterio è non solo il rientro dalla Cina negli ultimi 14 giorni, ma anche il fatto che abbia una patologia infettiva respiratoria severa, che vuol dire più di 38 gradi di temperatura, difficoltà a respirare e un quadro di broncopolmonite perlomeno.